Buongiorno, grazie dell'opportunità che mi date. Io sono Claudio Comaro, sono titolare dell'Apicoltura Fratelli Comaro. L'Apicoltura Fratelli Comaro, con la mia presenza siamo alla terza generazione, grazie al sacrificio che è stato fatto da parte mia e di mia moglie. I figli ci stanno seguendo, abbiamo la figlia Gaia, Francesco e Federica che seguono la nostra attività. La nostra apicoltura è composta da 15 dipendenti in cui operano in campo dell'allevamento, dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione del miele. La nostra azienda possiede 2000 alveari in proprietà e produce 55-60 tonnellate di miele provenienti in maggior parte dagli apicoltori friulani, dagli apicoltori italiani e private label che facciamo con miele anche di provenienza estera. Abbiamo anche l'attività di distribuzione degli alimenti per le api a livello nazionale e la vendita di materiali e attrezzature apistiche. Oltre che il miele trattiamo il polline, trattiamo la pappa reale e la propoli, sempre nell'ambito locale. L'azienda si trova in una struttura in campagna, un posto incontaminato, un po' fuori dal terreno, dalle aziende industriali, è una superficie di 12.000 metri quadri. Il fabbricato è di nuova fabbricazione, potete vedere, abbiamo strutturato in maniera tale, costruito in maniera tale di salvaguardare il prodotto come miele affinché non vengano effettuati pompaggi in maniera di emulsionare il miele, ma per caduta, per la conservazione e per il confezionamento del miele. Non per vantarci, ma siamo tra le prime 10 aziende a livello nazionale per quanto concerne la commercializzazione, nomea e la lavorazione del miele. Peculiarità è che la nostra apicoltura è un'apicoltura a 360 gradi in questi termini, perché siamo dalla produzione con le api all'estrazione del miele, alla conservazione, al confezionamento. Tutti i nostri mieli che entrano nella nostra struttura e poi verranno lavorati e usati sono tutti analizzati dai laboratori certificati sia per quanto concerne l'analisi chimico-fisica, organolettica e pollinica, pertanto tutti i prodotti che escono sono tutti certificati. Ultimamente siamo certificati IFS e abbiamo l'unica prima azienda a livello nazionale che ha il bollo CE per l'esportazione. Buongiorno, sono Gaia Comaro e rappresento la quinta generazione di apicoltori Comaro. Oggi ci troviamo all'interno del nostro negozio, che è stato sviluppato nel 2010, tutto con tema apistico. Infatti all'interno del negozio potrete trovare degli espositori esagonali che richiamano le cellette delle api. All'interno del punto vendita potrete trovare attrezzatura apistica, tutti i prodotti derivanti dall'alveare, cere, un vasto assortimento di vasi per il confezionamento e consulenza all'attività apistica e per quanto riguarda la vostra scelta nel miele. Nella nostra sede si trovano ben 2 aule didattiche, una è destinata ai bambini, l'altra invece è destinata a corsi e a degustazioni di miele. La parte della formazione per noi è molto importante, ecco perché organizziamo corsi di degustazione di miele e corsi di apicoltura. Il corso di analisi sensoriale del miele permette ai partecipanti di ottenere un attestato riconosciuto dall'Albo Nazionale degli Assaggiatori di Miele. Vista la grande richiesta di corsi di apicoltura, ogni anno organizziamo il corso appunto per pratiche di base oppure
per esperti apistici, in modo da creare nuove e future generazioni di apicoltori. Come anticipato in precedenza, la nostra è stata la prima azienda in Italia ad essere certificata IFS nel mondo del miele, ovvero l'International Food Standard. Nel 2020 inoltre abbiamo ricevuto il bollo CE come prima azienda a livello nazionale del miele. Queste certificazioni sono molto utili per riconoscere tutto il lavoro svolto dal nostro staff e tutte le analisi che noi effettuiamo sui nostri prodotti. Infatti i nostri mieli vengono analizzati per diversi profili, sia quello chimico-fisico che quello pollinico, sia dal profilo multiresiduale e microbiologico. Forse non tutti sanno che esistono 3 tipologie di miele: i mieli uniflorali, i mieli millefiori e il miele di melata. Per raccogliere dei mieli uniflorali è necessario che l'apicoltore conosca molto bene la fioritura, in modo da recuperare i favi prima che questa finisca. Questo è possibile grazie al fatto che le api sono affiliate a una fioritura e quindi non la lasciano finché questa non è ultimata. Questo permette all'apicoltore di recuperare i favi prima che l'ape li contamini con raccolti di altre tipologie. Quindi riusciamo a fare del miele di acacia, miele di tiglio, miele di castagno, miele di acero, miele di tarassaco. E le api sono un insetto preziosissimo perché oltre al loro ruolo di impollinatori sono in grado di offrirci altri 5 prodotti: il miele, che tutti conosciamo, la raccolta del polline, la propoli, la papa reale e ovviamente la cera. All'interno del nostro punto vendita quindi sarà possibile trovare sia articoli alimentari sia cosmetici, tutti derivanti dai prodotti dell'alveare. Per esempio possiamo trovare dei dolci a base di miele oppure dei cosmetici a base di pappa reale e propoli. Tutti conoscono le proprietà del miele, ma anche gli altri prodotti dell'alveare hanno interessanti proprietà. Per esempio il polline è un energizzante naturale, la pappa reale è un ricostituente, la propoli è un antibatterico naturale. Sempre con lo scopo di promuovere la conoscenza dell'apicoltura e del miele, all'interno del nostro stabilimento vengono organizzate anche visite guidate che si concludono con degustazioni di miele. Durante queste visite sarà possibile vedere tutti i processi di lavorazione, tra cui la smelatura, la disopercolatura, la filtrazione e il confezionamento del miele, che adesso andremo a vedere. Aljosh è con noi da oltre 20 anni, lui viene dalla Russia e la sua specialità è la smelatura. In questo momento lo vediamo mentre disopercola i telaini che poi vengono caricati nel macchinario per essere smelati. L'operazione di disopercolatura è fondamentale per permettere al miele di uscire durante la fase di centrifugazione. L'altro ruolo fondamentale di Aljosh è quello di selezionare i telaini al fine di smelare mieli uniflorali, ovvero mieli che provengono da una stessa flora. La cera che poi viene recuperata dalla disopercolatura sarà perfetta per fare le candele. I favi disopercolati ora stanno perdendo del miele. L'opercolo viene posizionato dalle api per mantenere il miele all'interno del telaino quando viene rimosso dall'alveare. In questo momento stiamo smelando dei favi di castagno.
momento Alyosha sta rimuovendo gli ultimi opercoli rimasti per permettere la fuoriuscita del miele in modo ottimale. Questo processo è stato meccanizzato negli ultimi 20 anni. Prima la disopercolatura avveniva tutta manualmente tramite dei coltelli e delle forchette. La smelatura poi veniva effettuata tramite delle centrifughe che venivano azionate manualmente. Questo macchinario viene tuttora utilizzato in modo semiautomatico per le smelature di piccole entità, in modo da permettere all'operatore di selezionare i vari telaini al fine di identificare un unico lotto di produzione. Per produzioni più grandi invece viene utilizzata una macchina in linea che permette il caricamento di 10 telaini tutti contemporaneamente e la smelatura di 60 telaini contemporaneamente, questo appunto per produzioni più grandi. La selezione dei mieli uniflorali è una parte fondamentale della produzione italiana e anche di quella friulana, perché ci permette di selezionare delle varietà autoctone come l'acero, il ciliegio, il tarassaco, la melata, il castagno e il tiglio. Ora vediamo il caricamento dei cestelli con i telaini disopercolati nello smelatore. Questo smelatore è una grandissima centrifuga al cui interno i telaini, per forza centrifuga appunto, perderanno il loro miele, che andrà a depositarsi sul fondo e verrà poi recuperato. Questo è un miele grezzo, al cui interno possono comparire parti di cera, pezzettini di legno o anche parti di insetti. Il miele poi verrà filtrato e decantato, ovvero lasciato maturare nei tini, praticamente come avviene per il vino. Azionando il macchinario, ora vedremo una forza centrifuga in azione. Ora la velocità di rotazione verrà aumentata. Adesso vediamo che il miele fuoriesce dalle cellette per forza centrifuga. I favi verranno poi svuotati e riutilizzati l'anno successivo per la stessa fioritura, in modo da non impregnare la cera di altri profumi.
vediamo il risultato della smenatura. Ecco il miele che fuoriesce con dei pezzetti di cera. Questo è miele grezzo. Il processo di decantazione servirà a portare in superficie tutti questi piccoli residui che poi verranno naturalmente separati dal miele. Il grande contenitore a sinistra serve all'omogeneizzazione del miele e contiene 10 tonnellate. I vari maturatori al centro della stanza invece sono deputati al confezionamento di miele. Qui il miele viene già filtrato e pronto al confezionamento. A destra invece troviamo i maturatori dove il miele decanta, ovvero fa quel procedimento di affieramento delle parti superflue che abbiamo spiegato prima. Il miele dall'alto viene fatto percolare all'interno dei filtri. Questi filtri trattengono le impurità, quindi pezzetti di cera, pezzetti di legno e anche parti d'ape. Il miele poi viene lasciato decantare e infatti vediamo la schiuma che affiora in superficie. Al momento stiamo invasettando. La macchina pompa del miele e ha una dosata volumetrica in modo da fissare già il peso del vasetto. Poi l'operatore chiude con un tappo ermetico. Il miele è stato filtrato, in questo caso quindi non presenta dei pezzetti di cera come invece abbiamo visto in precedenza. La filtratura è avvenuta dopo il periodo di decantazione, ovvero il periodo in cui il miele ha portato in superficie tutte le sue impurità. Il confezionamento avviene in parte manualmente e in parte con le macchine. La parte manuale avviene quando il confezionamento è in piccole entità o magari per marchi privati. In questo momento stiamo preparando il miele per la spedizione, quindi l'operatore posiziona il miele nel vassoio di carta per poi chiuderlo in un termopacco. A breve questo confezionamento verrà sostituito con un packaging più ecosostenibile, infatti l'avvolgimento in plastica verrà sostituito con un coperchio in cartone. Andiamo ora a preparare il nostro stampo che presenta un'apertura laterale in cui andiamo ad inserire lo stoppino. Viene lasciata una parte verso il fondo, che sarebbe poi la parte superiore della candela, perché andiamo a lavorare all'incontrario. Noi preferiamo uno stoppino sottile e di cotone.
Successivamente vengono inseriti gli elastici in modo da sigillare bene anche l'apertura laterale della candela per evitare fuoriuscite di cera. Come ultimo passaggio andiamo ad inserire questo fissaggio per lo stoppino in modo tale da mantenerlo verticale all'interno della candela. Una volta che la nostra cera è bella fluida, andiamo a filtrarla con questo filtro in nylon a maglia fine. Eventualmente, se a casa non dovesse avere un filtro in nylon, si può sempre utilizzare una calza. Una volta che la cera è filtrata, la inseriamo all'interno di questi stampi di siliconi precedentemente preparati con gli stoppini. La tipologia di stampi può essere differente. Noi preferiamo appunto questi in siliconi con varie forme che selezioniamo in precedenza. La cera per solidificare può avere diverse tempistiche a seconda dello spessore della candela e della grandezza. Quando siamo sicuri che la nostra candela sia ben solidificata, possiamo cominciare a rimuovere lo stampo. Il primo passaggio è rimuovere lo stoppino alla base, in modo tale da avere una candela pulita. Andiamo poi a eliminare gli elastici e ad aprire lentamente dall'apertura laterale, stando attenti a non sforzare troppo l'uscita della candela per non andare a rovinare i dettagli. E andiamo poi a eliminare la parte in eccesso dello stoppino e a controllare che tutta la candela sia uscita perfettamente. La produzione di candele è sempre stata parte della nostra offerta, anche per esaltare quelle che sono le candele in pura cera d'api, il loro profumo naturale, rispetto a quelle che magari possono essere candele un pochino più commerciali, come quelle di paraffina. O con anche profumi aggiunti. Nelle nostre candele si sente proprio l'alveare al 100%, i profumi delle api e della cera e dei prodotti che ci regalano ogni giorno. Gli stampi in silicone che utilizziamo non sono molto facili da reperire, soprattutto negli ultimi anni, quindi abbiamo cercato di mantenere una selezione per offrire ai nostri clienti un assortimento vario e un prodotto artigianale di qualità. Speriamo che questa visita virtuale vi sia piaciuta e se volete approfondimenti sul mondo dei mieli e dell'apicoltura vi aspettiamo presso il nostro punto vendita di Cassacco.